È un fenomeno silente, fatto di condotte cui alle volte è difficile dare un nome, specie se compiute da ragazzini e sin dalla più tenera età. Il bullismo si manifesta con episodi di violenza fisica o psicologica e in provincia di Belluno ha avuto un esploit durante la pandemia, quando alunni e studenti, a causa della didattica a distanza, erano sempre connessi. E le frasi offensive, i meme, gli stickers si sono diffusi a macchia d'olio, prima nelle classi, poi nei gruppi amicali. Lo sanno bene le agenti della questura di Belluno impegnate nei servizi di prevenzione, che diventano ascolto fondamentale, aiutano a mettere in guardia e a riconoscere il problema. Ancorché i dati in nostro possesso per quanto riguarda la nostra provincia non siano allarmanti sotto il profilo numerico, comunque noi riteniamo che un'attività di prevenzione sia assolutamente necessaria. E la prevenzione è fatta di azioni di responsabilità, di messaggi come quelli diffusi attraverso i volantini Stop Bullismo, che saranno distribuiti da Aspiag nei punti vendita a marchio De Spar, Eurospar e Interspar, che dopo il successo della campagna contro le violenze di genere consolida il rapporto di collaborazione con la Polizia di Stato. La parte che sta facendo Aspiag in questo momento è una parte che dovrebbero fare tanti attori della società, aiutare le questure, aiutare la Polizia di Stato a prevenire più che curare, perché in questo momento c'è bisogno di fare molta cultura e c'è bisogno di aiutare queste istituzioni. Gli opuscoli aiutano a riconoscere il problema e a liberarsi dalle catene. All'interno vi si trovano un QR code e i numeri utili a cui rivolgersi in caso di necessità. Noi continuiamo in quest'opera di difesa e di prevenzione nei confronti di quelli che sono i reati o comunque i comportamenti non consoni nei confronti delle cosiddette fasce deboli.